Buongiorno a tutti, benvenuti, anzi per molti è un ben ritrovati all'Ateneo Veneto. 212 anni che noi siamo qui a parlare di scienze, di lettere e di arti. Oggi vogliamo fare un focus prevalentemente sulle scienze e ringraziamo il nostro ospite, il professor Odifreddi, però prima di lasciargli la parola do il posto e il microfono alla mia presidente Antonella Magaraggia per fare un riassunto di quello che è stato lo scorso anno e quello che l'Ateneo si prepara a fare. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Ateneo Veneto. Ringrazio per la presenza le autorità, i soci, gli amici dell'Ateneo e tutto il pubblico. Il mio compito in sede di inaugurazione è quello di fare un po' il sunto dell'anno passato e parlarvi dell'anno che verrà. Sembrerà un elenco telefonico, perdonatemi, ma io voglio essere sintetica perché il clou della nostra giornata è la prolusione del professor Odifreddi. Inizio dalle attività. Credo che sia sufficiente andare nel nostro sito per verificare che ne facciamo moltissime, praticamente una al giorno. Lo scorso anno più di 200 incontri, di cui 171 di programma accademico e 33 ospitati. Tengo a dire che non si tratta solo di quantità, ma di qualità e anche varietà degli incontri. Ai nostri corsi tradizionali, storia veneta, architettura, sanità, arte, archeologia, trasporti, oreficeria, musica, abbiamo aggiunto lo scorso anno un corso sul cinema. Proprio ieri abbiamo ospitato Marco Tullio Giordana e sarà fra pochi giorni con noi Luigi Locascio. I corsi sono frequentatissimi. Devo dire che è una soddisfazione ogni volta della Presidente vedere quest'aula piena di persone e di persone molto attente. Anche per quest'anno sono stati tutti riprogrammati. Nell'organizzare l'attività culturale, accanto, come dire, incontri a spot, abbiamo pensato, e ai corsi, abbiamo pensato di individuare dei filoni tematici. La prima presidente donna dell'Ateneo in oltre 200 anni di storia non poteva non occuparsi della condizione femminile. E nel ciclo che abbiamo denominato Donna Ateneo ci occupiamo della situazione delle donne partendo dalle gloriosissime veneziane del Rinascimento per arrivare alla tremenda condizione delle donne iraniane, afghane dei giorni nostri. Il 5, fra qualche giorno, ci sarà un importante convegno di tutta una giornata dove si parlerà di leggi e donne, di come ci siano state dissimmetrie proprio tra la normazione sulle donne e la condizione delle stesse. Sempre importante l'attenzione che l'Ateneo dedica alla città e ai suoi problemi attuali. Abbiamo organizzato gli incontri su Venezia come Smart City perché pensiamo che il telelavoro possa essere una grande opportunità per la nostra città, sulle barriere che preservano la Basilica di San Marco dall'Acque Alte, sul porto, sull'ospedale, sui 50 anni della legge speciale, sui musei civici. Proprio per rendere più incisiva questa attività abbiamo creato un gruppo di studio di soci che ha il compito di individuare i problemi e organizzare gli incontri. Abbiamo iniziato dal problema dei problemi a Venezia, cioè quello della residenzialità. Pensavamo di fare un incontro, ne sono venuti fuori 4 perché la residenzialità è un problema che può essere declinato sotto vari aspetti. Siamo partiti dalle locazioni turistiche per parlare della residenzialità degli studenti, della residenzialità di altri lavoratori, dalla Fenice al porto, alla giustizia, alla sanità. Parleremo anche degli alloggi vuoti o in via di svuotamento a Venezia che costituiscono un problema. È venuto il presidente Ciccuto a parlarci della Biennale e della grande progettualità
che ha questa grande istituzione, e con la capacità che ha l'Ateneo Veneto di passare dall'oggi al passato con grande facilità, avremo un ciclo quest'anno sulla Grande Venezia dei tempi di Giuseppe Volpi. Sempre collegata a Venezia e comunque alla terraferma è la nostra attività che chiamiamo dei Veneti nel mondo, alla quale abbiamo dedicato una sezione proprio nel nostro sito. Facciamo dei contributi culturali dedicati. Dedicati vuol dire che hanno delle schede esplicative, sia per quanto riguarda i nomi che vengono utilizzati e l'espressione, sia per quanto riguarda i luoghi di cui si parla, perché i nostri corregionali magari non ricordano più alcuni termini, alcuni luoghi, o anche, diciamo, chi di seconda, terza, quarta generazione non li ha mai frequentati. Con il finanziamento della Regione Veneto, che ringrazio, abbiamo realizzato dei filmati sui vari mestieri all'Arsenale e il filmato sarà di prossima presentazione. Continua con grande successo il ciclo che abbiamo denominato Letture Civili. È stata una scommessa, ma l'abbiamo vinta. Abbiamo iniziato leggendo tutto Se questo è un uomo e abbiamo continuato ad Ora incerta, sempre di Primo Levi. È stato bellissimo, c'erano un sacco di studenti, un sacco di ragazzi bravissimi, anche delle medie inferiori, mescolati a attori, rappresentanti delle associazioni, scrittori famosi, gente anche portatrice di un forte disagio, insomma c'erano anche detenuti, persone del centro di salute mentale, insomma c'era tutta la cittadinanza che leggeva ed è stato veramente emozionante, e l'abbiamo continuato con una lettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza che abbiamo fatto al Museo M9, consapevoli, o perlomeno io lo sono, che Venezia sia insula e terraferma e che deve circolare la nostra cultura. A proposito di M9, ricordo che il 6 marzo sarà presente la nuova direttrice, che avremo il piacere di conoscere, che ci parlerà della mostra su Bansky, che è stata da poco inaugurata. Altri filoni che abbiamo coltivato sono quelli della medicina, della geografia e memori della tradizione veneziana, quello dei viaggi. Parlando di viaggiatori antichi ma anche moderni come Paolo Rumiz, che abbiamo ospitato. L'Ateneo Veneto si occupa di problemi attuali, non solo di Venezia, di politica e di società. Molti gli incontri sul cambiamento climatico. Abbiamo parlato di 41 bis perché era, come dire, se ne parlava molto in un certo periodo dell'anno scorso. Abbiamo parlato di fine vita. E sempre cercando di fare un'opera di divulgazione corretta di temi anche complessi, anche molto, molto tecnici. Umberto Eco diceva: per me l'uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve, e in 2 minuti. Ecco, l'ambizione dell'Ateneo è quella di fornire questi strumenti di ricerca. Di primo piano le personalità che abbiamo ospitato, da Caracciolo a Violante, da Cazzullo a Scurati, da Annunziata a Recalcati. Quest'anno abbiamo già in programma, e guardate siamo solo a marzo, siamo infaticabili, abbiamo avuto da poco un incontro con Luciano Canfora e verranno Ezio Mauro e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Sempre attenti agli anniversari, abbiamo ricordato i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, i 60 dalla tragedia del Vajont, con conferenze e anche con uno spettacolo in parte musicale. Mi piace infatti evidenziare che noi decliniamo la nostra attività anche con performance toccanti, commoventi, come è stata quella del Vajont, oppure ridanciane come sono state quelle nel periodo del Carnevale, consapevoli che i mezzi per fare cultura sono moltissimi e non ce ne sono di alti e di bassi.
Quest'anno ricorderemo i 700 anni della morte di Marco Polo, dedichiamo 4 incontri, i 100 da quelli di Leonora Duse e i 100 dalla nascita di Franco Basaglia. Ci uniremo ad una celebrazione nazionale che verrà fatta. Da ultimo segnalo che abbiamo inaugurato lo Strega all'Ateneo. Con una convenzione con la Fondazione Bellonci ci siamo accordati in modo che una volta che viene individuato il premiato a luglio, a settembre noi lo ospitiamo in Ateneo. Ho sempre detto che tra Ateneo e Venezia esiste un'osmosi. Venezia entra nell'Ateneo e l'Ateneo deve uscire in città. Non siamo più un'accademia polverosa, autoreferenziale, ma siamo parte integrante di questa città. Per la prima volta l'anno scorso abbiamo sostenuto la regata storica. C'era una caorlina con il logo dell'Ateneo Veneto, tra l'altro siamo arrivati secondi, quindi posto di tutto rispetto, nella convinzione che si può far cultura sia facendo conferenze sia andando a vogare in Canal Grande. Siamo entrati nella Glass Week, la ormai tradizionale settimana del vetro, ospitando una mostra di vetri ungheresi. Abbiamo partecipato e parteciperemo anche all'edizione di Urbis Scritta, che è il festival dei graffiti, è il primo ed è un festival molto particolare. Eppure anche partecipiamo per favorire la lettura al progetto del Comune insieme a lettori più forti. Questo sarà un punto di prestito di libri e si formeranno anche dei gruppi di lettura. Capitolo giovani, capitolo non semplice in queste accademie. Siamo convinti che l'investimento su di loro vada fatto non facendo delle cose per loro, ma rendendoli protagonisti. Abbiamo ospitato il Parlamento Europeo dei Giovani, un'istituzione voluta dalla Comunità Europea che raggruppa giovani di tutta Europa che fanno finta di essere dei parlamentari. Ci sono state delle sessioni fuori dall'Ateneo Veneto e poi la plenaria è stata fatta qui. E devo dire che è stata una grande soddisfazione vedere tutti questi ragazzi d'Europa che io dico fanno prove tecniche di cittadinanza. Tra l'altro tutti molto molto competenti. Ho già citato le letture civili che hanno coinvolto soprattutto studenti. Abbiamo avuto molti progetti di alternanza scuola-lavoro, uno in particolare i ragazzi hanno partecipato al corso sul cinema, ma grazie a un noto TikToker veneziano produrranno qualche cosa su questa esperienza, quindi stiamo aspettando il loro prodotto. Abbiamo fatto partire premio Un'idea per il futuro, in cui i ragazzi dalle elementari alle università dovranno produrre un progetto sul loro territorio. Ovviamente ci sarà una premiazione, ma la cosa importante è che l'Ateneo si incarica di portare il loro progetto alle autorità competenti, che poi ne faranno l'uso che riterranno. Con un finanziamento della Fondazione di Venezia, che ringrazio, siamo riusciti a scannerizzare, ed è un'impresa molto complicata, 100 libri rari, preziosi di medicina. È un lavoro molto complesso che ha fatto uno studente, che quindi è stato pagato, e con un'attenzione particolare, ma il risultato è stato buono. Capitolo comunicazione, ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando. Abbiamo capito che ottenere un maggior numero di persone in presenza forse è velleitario, visti gli impegni che ognuno di noi ha, e allora ci stiamo impegnando a implementare la comunicazione online. Diciamo forti dell'esperienza che ci ha lasciato la pandemia, le cose brutte delle volte lasciano anche delle eredità positive. Abbiamo aumentato il numero delle videoregistrazioni e siamo cliccatissimi, come si dice adesso, e l'anno scorso abbiamo iniziato anche con i podcast. La prospettiva è quella di cercare di fare dei prodotti
accanto alle videoregistrazioni diversificate in relazione agli utenti, diciamo, perché magari l'esperto di Canova sta a ascoltarsi tutta la giornata canoviana, il convegno importante che abbiamo fatto, il ragazzo magari vuole avere solo delle pillole informative su quell'argomento. Sono molto orgogliosa di annunciarvi che l'Ateneo Veneto, insieme, ma soprattutto grazie a Merchant of Venice, entrerà nel metaverso. È il primo progetto che viene fatto a Venezia. Prevede la digitalizzazione del campo San Fantin e di questa aula magna, per cui qualunque persona riuscirà a vivere gli eventi in programma con l'accessibilità, l'immersività e l'inclusività propria del metaverso. Sapete che l'Ateneo, mi avvio alla conclusione, ha istituito alcuni premi. L'anno scorso c'è stato il premio Torta, premio ad un restauratore o ad un'opera. È stato una cosa molto particolare, perché non si è premiata una persona o un'opera, ma si sono premiati tutti i cittadini veneziani, che con grande fatica, con i loro piccoli restauri, che però costano molto sia in termini di fatica per avere i permessi, sia in termini economici, fanno vivere questa città. E infatti il libro nel quale ci sono stati i contributi di tutte le istituzioni, dal Presidente della Regione all'ultimo istituto culturale, aveva una copertina specchiante, in modo che ogni cittadino si ritenesse premiato. Nel 24 il premio Torta soffierà 50 candeline e avremo il solito premio Grimani sull'artigianato. Crediamo e coltiviamo la rete della cultura, moltissime le convenzioni che abbiamo con praticamente tutti gli istituti culturali. L'anno scorso abbiamo aggiunto quella col Teatro Goldoni e quella con l'Università di Padova e con un finanziamento sempre della Fondazione di Venezia, che sempre ringrazio davvero di cuore, faremo un bellissimo progetto sull'insula di San Fantin e su come si sono evoluti nel corso dei secoli i tre grandi edifici, cioè Ateneo Veneto, Fenice e Chiesa di San Fantin. Facciamo anche parte del comitato interaccademico, cioè un comitato che prende tutte le accademie del nord-est e anche del Lombardo-Veneto. Ci troviamo per scambiarci idee, buone prassi, siamo stati capofila negli ultimi 2 anni, abbiamo concluso con un bel convegno sui rapporti tra le accademie e la società civile. Chiudo con alcune informazioni sulla nostra bellissima sede, perché anche questa deve essere attenzionata e manutenuta. Abbiamo finito i lavori agli scuri e agli infissi delle sale superiori, stiamo occupandoci del nostro marmo Lumachella qui alle mie spalle che era ammalorato e dovremmo, il condizionale è d'obbligo, riuscire a fare l'ascensore, ma finché non lo vedo non ci credo. Concludo. Come avete sentito in questa relazione non ho mai parlato al singolare. Sono stata forse anche ripetitiva nel dire abbiamo, perché il nostro è un lavoro di squadra. Un ringraziamento va quindi ai soci e a tutti coloro che hanno fatto andare avanti i nostri incontri. Avete visto che non ho nominato nessuno, un po' perché li avevo già ringraziati molte volte in sede di assemblea e anche perché avevo paura di dimenticarmi qualcosa con gaffe istituzionali. Un grazie al Comitato di Presidenza, al Consiglio accademico e a tutte le cariche istituzionali. Un grazie particolarissimo e di cuore, e le guardo, va allo staff di segreteria, di sala e di biblioteca. Sì, va anche tu. Senza il loro apporto, che non è solo materiale organizzativo, ma è un apporto di qualità, questa Presidente non sarebbe andata da nessuna parte. Io sono a metà del mio mandato, un giudizio sul lavoro si può già fare, ma non spetta a me farlo. Quello che posso dirvi è che io sono veramente orgogliosa di presiedere
questa istituzione e che presiederla è veramente una impresa appassionante. Grazie per avermi ascoltato e sempre viva l'Ateneo Veneto! Adesso c'è la parte più importante, quella per cui siete venuti. Professor Odifreddi, a lei la parola e terrà una prolusione su intelligenza artificiale, l'ultima scintilla. Grazie, professore. Non è che tiro fuori il telefonino perché come si fa di solito, ma voglio mettere l'ora di modo da sapere di quanto sforo. La cosa non mi cambierà molto, ma comunque. Ecco qua, dunque, anzitutto grazie per l'invito. Quando ho detto a mia moglie che avevo ricevuto un invito ad andare a Venezia, lei mi ha detto vengo anch'io, perché è innamorata di Venezia. Anzi, stamattina mentre venivamo qua ha cominciato a dire sì, un giorno piacerebbe comprare una casa. Se qualcuno di voi ha una casa in vendita a un prezzo, mia moglie è qua in prima fila, potete contattare direttamente lei. Siamo contenti, c'è anche mia figlia, citare tutti, no? Perché che ha vissuto qui per 5 anni, ha fatto l'università, ho visto l'ex rettore che l'ha laureata e quindi anche lei. Anch'io vengo sempre volentieri a Venezia, sono sempre contento quando mi invitano, soprattutto quando poi riesco ad arrivare al podio, perché non sempre succede. Una volta mi hanno invitato a presiedere il premio Campiello, però non sono riuscito ad arrivare, se lo ricorda lei. Non sono riuscito ad arrivare, ma fortunatamente non ci sono state questa volta polemiche prima, magari ce ne saranno dopo, ma dopo è sempre una cosa più facile. Dunque io comincerei anzitutto dai numeri, perché sono un matematico, no? Quindi ci sono dei numeri interessanti. Quest'anno, se ho capito bene, è il vostro 212° anniversario. 212 è un numero interessante, come voi sapete tutti i numeri sono interessanti, no? E 212 è 53 per 4. E 53 è un numero primo, quello già lo rende interessante, non solo, è la somma di due quadrati, no? Perché 49 più 4, eccetera. Potrei andare avanti tutta la mattina se volete a parlare di numeri, ma non credo che siate molto interessati, no? Queste cose interessano solo i matematici. Anche la vostra data di nascita è interessante, 1812 è la data fatidica in cui è ambientato il più famoso romanzo che è stato scritto, no? Cioè Guerra e Pace. È vero che all'epoca era la guerra in cui era l'anno della guerra di Napoleone, no, alla Russia, ma poi le guerre passano e diventano semplicemente soggetti di romanzi, no? Quindi Guerra e Pace parla del 1812. Tra l'altro credo che qualunque anno, o quasi, no, si potrebbe, in qualunque anno voi foste stati fondati, si sarebbe potuto dire era un anno in cui si faceva la guerra alla Russia, perché adesso sembra, no, adesso stiamo facendo la guerra alla Russia da 2 anni, ma l'abbiamo quasi sempre fatta, no? Perché io vengo da Torino, no? Una volta sono andato a trovare il sindaco che doveva parlare di qualche cosa e mentre aspettavo fuori da Torino c'era una lapide, no? Al Palazzo di Città, 1857 mi sembra che fosse. Non c'era ancora l'Italia, ma l'Italia stava già facendo la guerra alla Russia, in Crimea tra l'altro, no? Uno vede che la storia si ripete, no? E così via, no? Poi ce ne sono state naturalmente molte altre, perché poi arrivò la rivoluzione russa, no? E si fece la guerra, eravamo in guerra anche noi, nel 1918 per 4 anni nella guerra civile russa, no, ovviamente dalla parte bianca, no? non dalla parte rossa. Poi eravamo nel 1941 in Russia, no? Con l'operazione Barbarossa, Hitler e Mussolini tra l'altro, no? Quindi e adesso stiamo semplicemente ripetendo queste cose. Bene, mia moglie mi ha detto di non parlare di queste cose, quindi io naturalmente la seguo, no? E adesso ecco, vedo che c'è già l'inizio. Dunque il titolo era questo, sempre che questa cosa riesca a farla funzionare, perché io parlo di intelligenza artificiale, ma poi quando ci sono le macchine, ecco, l'intelligenza artificiale è l'ultima scintilla, perché molti di voi, credo quasi tutti forse, hanno sentito parlare di intelligenza artificiale solo nell'ultimo anno,
quando è scoppiata questa bomba, tranquilli, no, non è guerra, quando è scoppiata questa bomba di ChatGPT, però la cosa interessante è che l'intelligenza artificiale è una cosa che risale molto da lontano, infatti io partirò parecchio lontano e vi farò vedere alcune, anzi vi parlerò praticamente di alcune anticipazioni letterarie che ci sono state a questa avventura tecnologica che promette o minaccia, perché poi sono due cose, in un certo senso due facce della stessa medaglia, promette o minaccia di portarci molto lontano. La letteratura spesso ha questa funzione o si prende questa briga di anticipare le cose che poi verranno magari realizzate. La prima anticipazione dell'intelligenza artificiale è, pensate voi, il mito di Pigmalione e di Galatea, che vedete qua a sinistra, no? Naturalmente due statue, all'epoca ce n'era una sola, c'era lo scultore, no? Pigmalione, e poi che fece questa statua, e fece questa statua così bene che poi alla fine, come spesso succede agli artisti o più in generale a coloro che fanno le cose, gli piacque così tanto che lui se ne innamorò. E incominciò a fare cose strane, no? Cominciò a baciare la statua, eccetera, no? Poi si seccava che la statua era fredda, no? E così via. C'era già il problema all'epoca di costruire o riuscire a costruire qualche cosa che fosse simile all'uomo, in questo caso una donna naturalmente, no? Galatea, in maniera da essere indistinguibile. E questo è poi quello che l'intelligenza artificiale sta cercando di fare, no? Di costruire delle macchine che alla fine non siano più distinguibili dall'uomo. Questo è un mito che appunto risale a migliaia di anni fa, però più recentemente, lo scorso secolo, all'inizio dello scorso secolo, George Bernard Shaw ne fece addirittura anzitutto un teatro, anzitutto, si chiamava Pigmalione, e da questo teatro fu tratto un film che qui vedo che più o meno molti di voi forse l'avranno visto, no? Siete della mia età o attorno a quegli anni lì, no? Un film che come vedete c'era questa all'epoca famosa attrice Audrey Hepburn, no? E l'idea di My Fair Lady era appunto quella, l'idea di di prendere una fiammiferaia, no? Anzi il discorso era questo, no? Cioè si discuteva sulle duchesse, no? Che cosa distingue le duchesse dalle donne normali, no? E Bernard Shaw, ovviamente, che era un grande polemista, ovviamente, no? E anche un grande satiro, non nel senso di quelli col flauto, no? Ma di quelli che facevano satira, no? Si pose il problema: che cos'è che distingue le duchesse o le nobili donne, no? dalle donne normali, per esempio da una donna dei bassifondi che vende i fiammiferi sul marciapiede, no? E l'idea era niente, semplicemente un modo di comportarsi. E allora ci fu questa disputa che poi venne messa appunto nero su bianco in questo libro. L'idea è: se io prendo una fiammiferaia a caso, che in quel caso lì si chiamava Eliza, no? Eliza, e la addestro, anzitutto la vesto per bene, la lavo, no? la trucco, poi le insegno le maniere, no? Che hanno le duchesse, ad un certo punto diventa indistinguibile da una duchessa. E infatti il romanzo racconta, o meglio il racconto racconta tutta questa storia, e alla fine si fa un test, che è quello che oggi in intelligenza artificiale si chiama il test di Turing. Si prende questa fiammiferaia che ormai sa comportarsi da duchessa, naturalmente lei non sapeva parlare, parlava il Cockney, questo dialetto dei bassifondi della Londra della fine 800, inizi 900, e invece le insegnano a parlare con tutte queste maniere così, la buttano in società e nessuno se ne accorge, perché le duchesse sono solo quello, sono persone che sono state educate a diventare duchesse, no? Perlomeno sono nate, no? In quel modo. Questo lo rivedremo poi in seguito, perché il test di Turing è esattamente questo. Quando è che si dice che un computer è diventato umano? Quando si conversa col computer e non si riesce a distinguere se c'è una macchina che sta parlando oppure se dietro c'è un uomo. Quindi vedete che queste cose hanno appunto origini molto antiche. Qui naturalmente non andiamo anno per anno, perché altrimenti diventerebbe una cosa lunga, facciamo un salto di millenni, arriviamo verso il 1500. Chi di voi è stato a Praga, al cimitero, soprattutto al cimitero ebraico, che è uno dei luoghi che si visitano normalmente quando si va a Praga, si ricorderà che si possono
comprare queste statuette abbastanza mostruose, no? Di quello che si chiama il golem. E il golem, di nuovo, è uno di questi tentativi. C'era un rabbino, il rabbino che si chiamava Low, no? che poi è un gioco di parole, perché Low vuol dire basso, no? Era l'alto rabbino basso, no? Eccetera. No? Ma comunque questo rabbino che decide di emulare o di simulare quello che Dio aveva fatto col Genesi. Cioè di prendere del fango, costruire col fango del fiume, in quel caso di Praga, una specie di mostro, e però riuscire a dargli la vita. Vedete che qui c'è una scritta in ebraico che dice Emet, no? Emet è una parola, no? Che se gli si toglie la prima lettera, nel primo caso significa morte, no? E quando gli si toglie la prima lettera diventa invece vita. E allora tentare di prendere una statua di fango e in qualche modo riuscire a soffiargli la vita dentro, come si dice nel mito, diciamo così, della Bibbia, appunto, che abbia fatto Dio stesso, no? E questo mito del golem poi divenne molto famoso di nuovo agli inizi del Novecento. Questo è un romanzo di Merlin che si chiama Golem, che fu uno dei romanzi più letti e più famosi degli inizi del Novecento. Adesso forse è passato di moda, però vale ancora la pena leggerlo oggi, no? E di nuovo c'è questo mito. Qui in questo caso c'è un aspetto diverso. Prima c'era il problema di riuscire, no? In qualche modo a distinguere quello che uno fa dall'artificiale, diciamo così, dal naturale. Qui c'è il problema che poi si ripete e si continua a parlarne anche oggi nel caso dell'intelligenza artificiale, il rischio che queste cose possono provocare. Sull'immagine a destra vedete la famosa scopa del film di Walt Disney, Fantasia, in cui questo è preso da una ballata di Goethe che era ispirata al mito del golem, eccetera. Quindi vedete che tutti se ne sono interessati di queste cose. La ballata di Goethe si chiamava L'apprendista stregone. L'apprendista stregone era appunto qualche cosa che alla fine ti scappa di mano. Nel film lo si vede molto bene, perché questa scopa viene addestrata ad andare a prendere l'acqua al pozzo e portare i secchi con quest'acqua, e poi alla fine entra in tilt e comincia ad andare avanti e indietro, e l'acqua continua ad arrivare e genera addirittura una specie di alluvione. Quindi questo è il grosso problema. Noi costruiamo questi giocattoli che poi alla fine potrebbero scapparci di mano. Questo è quello che scappa di mano più di tutti, lo conoscete tutti perché è stato ripetuto nei film di Hollywood e non solo, innumerevoli volte, ce ne sono 4 o 5 versioni. È un romanzo di una signora che si chiamava Mary Shelley, la moglie del poeta Shelley. La storia, tra l'altro, della nascita di questo romanzo è di per sé un romanzo a sé stante che coinvolge Byron, l'amante di Byron, che era appunto la sorella di Mary Shelley, il poeta Shelley, eccetera, eccetera. Ma non posso parlarlo perché altrimenti invece di andare a pranzo andiamo a cena. Ma il romanzo Frankenstein è diventata appunto di nuovo anche lì un simbolo di qualcuno che cerca di costruire qualche cosa che sia simile all'uomo. Vi ricordate come lo fa? Va a prendere anche lì nei cimiteri, c'è sempre questo aspetto un po' truculento, no? Di andare a prendere le parti dei cadaveri, metterli insieme. Metterli insieme non è difficile, a parte che poi l'effetto non è necessariamente molto interessante, viene fuori questo mostro, no? Così, no? Che è meglio del golem, no? Ma ancora è molto lontano da qualunque cosa di umano. Il problema è anzitutto come infondergli la vita. Qui vedete siamo nel 1818, nessuna guerra in quell'anno, quindi possiamo stare tranquilli, no? 1818 e ormai c'era stata la pace, no? Napoleone l'avevano mandato in esilio, no? Nell'isola, eccetera, quindi per qualche anno si stava tranquillo, e gli inizi dell'Ottocento erano interessanti perché in Inghilterra si cominciava a giocherellare con quella che poi sarebbe diventata l'elettricità, e Mary Shelley nella prefazione, la seconda edizione del suo romanzo, ne parla, dice in realtà uno dei modi di dare la vita a un cadavere appunto messo insieme da pezzi di altri cadaveri potrebbe essere quello di dargli una scossa, no? Come oggi quando si fa l'elettroshock, no? Ed era un tentativo anche abbastanza interessante. Ovviamente l'intelligenza artificiale, come tutta l'informatica, lavora direttamente, no? con l'elettricità, no? Quindi anche qui, no? Ci sono prefigurazioni. Notate che queste erano cose lontanissime. Oggi noi l'elettricità
l'elettricità la diamo per scontata, però se pensate che la prima volta in cui l'elettricità fece effettivamente l'ingresso, diciamo così, in società fu nel 1900, l'anno 1900, quando si fece la grande esposizione, l'Expo di Parigi, e per la prima volta si illuminò i palazzi, no, con tutte queste lampadine, e infatti la Ville Lumière, Parigi si chiama così semplicemente perché è stata la prima a dotarsi di lampadine elettriche, no? E quindi tutta la tecnologia, no, che sta confluendo verso quello che stiamo cercando di raccontare. Vediamo più vicini a noi, 1872, questo romanzo che invece molti di voi avranno letto, Erewhon, questo strano nome che in realtà si deve leggere al contrario, in inglese diventa Nowhere praticamente, cioè da nessuna parte, un romanzo ambientato appunto in un mondo che non esiste, che poi era la Nuova Zelanda, perché poi ovviamente la cosa più lontana da quello che possiamo immaginare da noi sono i nostri antipodi, e quindi questo Samuel Butler, l'autore di questo romanzo, va in Nuova Zelanda. E come mai parliamo di questo romanzo ancora oggi? Perché è il racconto di una civiltà che lui scopre andando lì in viaggio, diciamo, ovviamente passa attraverso le montagne, no, e si trova ad un certo punto in un luogo che era praticamente inaccessibile, e scopre questa civiltà. La parte del romanzo che ne parla si chiama Il libro delle macchine, appunto, no? E vedete che ci sono tutti questi macchinari, no? queste rotelle, ed è una cosa interessante perché questa è una civiltà come quella che potrebbe essere la nostra tra qualche anno o qualche decennio probabilmente, cioè una civiltà che ad un certo punto scopre che essendosi imbarcata, vedete 1872, siamo ormai nella rivoluzione industriale, no? Quindi l'Inghilterra sta effettivamente costruendo una società che è basata sulle macchine, e già c'era qualcuno che cominciava a dire, bah, insomma non è detto che quella sia la via che dobbiamo seguire, perché a forza di costruire macchine finiamo di diventare macchine noi. Non sono loro che diventano umani, ma siamo noi che diventiamo delle macchine. E questa civiltà qua, in questo paese appunto che non sta da nessuna parte, Erewhon, è una civiltà che ha capito che aveva già percorso, diciamo così, o precorso la rivoluzione industriale, e decide di smetterla. Dice ok, abbiamo visto che questa non è la via da seguire, lasciamo perdere le macchine e ricominciamo a vivere come si dovrebbe vivere, in una maniera che non è artificiale. Naturalmente la nostra civiltà è ben lungi da andare in quella direzione, ma non è detto che prima o poi magari non ci ripensi, no? E qui invece quando arriviamo al Novecento ormai la via è stata scelta. Questo è un romanzo cecoslovacco che si chiama Ruhr, una delle R è una parola che ormai è diventata famosissima, che si chiama robot, no? Nella lingua cecoslovacca, nelle lingue slave rabotat, no? È un verbo che indica il lavoro, quindi il robot è semplicemente un lavoratore. Ma di che tipo lavoratore? Un lavoratore meccanico. E c'è questo, prima il romanzo, che è stato anche questo un romanzo famoso negli anni '20, che poi però è diventato più famoso per il film di Fritz Lang, Metropolis, che molti di voi avranno visto, è uno di quelli dei classici, diciamo così, dell'inizio della cinematografia del Novecento, in cui ci sono questi eserciti di lavoratori e c'è anche questa idea, questo è il sogno, la parte diciamo così positiva della civiltà delle macchine da una parte e di tutta la meccanizzazione e in particolare dell'intelligenza artificiale dall'altra, l'idea che noi potremmo delegare alle macchine tutto il lavoro che dobbiamo fare noi, no? E quindi poi dopo finalmente, no, siamo liberi di gestire il nostro tempo libero. Sappiamo che le cose non vanno così, perché poi non è che noi lavoriamo di meno, per esempio, perché adesso siamo in una civiltà delle macchine, continuiamo a lavorare, anzi addirittura di più, no? Di quanto non si faceva una volta, ma comunque, no? Questi romanzi e questi film appunto mettevano in guardia. E qui negli anni 50 le cose ormai vengono messe proprio di fronte ai nostri occhi. A sinistra vedete uno dei racconti, o meglio una serie di racconti di Asimov, che è stato colui che forse ha più analizzato dal punto di vista
letterario tutte le problematiche legate alla robotica. All'epoca si parlava più che altro di robotica più che di intelligenza artificiale, e ci sono due aspetti diversi che è forse bene che dica subito per evitare confusioni. Cioè c'è da una parte l'aspetto di simulare attraverso delle macchine delle cose che sembrino degli uomini, li vedete qui, no? Questi robot che sono degli umanoidi, hanno delle fattezze umane e sono però semplicemente dei macchinari, e quindi simulare il corpo. E dall'altra parte c'è invece l'idea di simulare la mente, perché noi siamo, secondo l'idea cartesiana, corpo e mente messi insieme, no? Quindi il nostro corpo diventa appunto una macchina, un robot, e la nostra mente diventa un'intelligenza artificiale. Quando li mettiamo insieme, quello dovrebbe essere appunto un nuovo uomo, o perlomeno qualche cosa che assomiglia a un uomo. 2001 Odissea nello spazio, questo probabilmente l'avete visto tutti, ormai siamo negli anni 60, il famoso anno 1968, no? Altro che guerre lì, era il figlio dei fiori, no? Pace, amore, i Beatles, eccetera, no? E questo film è diventato un po' il simbolo anche di questi argomenti di cui oggi si parlano, perché anzitutto aveva, a differenza di altri film che erano fatti soltanto da cineasti, diciamo così, e da sceneggiatori letterati, questo si basava su un romanzo, che era un romanzo fatto da un signore che si chiama Arthur Clarke, che era un astronomo in realtà, è quello che inventò i satelliti geostazionari che servono per le televisioni, per esempio, no? E capì dove bisognava mettere questi satelliti, a che distanza dalla Terra, quindi era uno che sapeva di che cosa parlava. E scrisse questo romanzo insieme a Kubrick. Kubrick girava il film, ci misero 5 anni, uno a scrivere il romanzo, l'altro a fare il film e a cambiare continuamente. Il film influenzava il romanzo influenzava il film. Sono due cose che bisognerebbe guardare da una parte e leggere dall'altra insieme, no, per capirle meglio. E soprattutto c'è questo computer, HAL, H-A-L, che poi all'epoca tutti scoprirono, no, era semplicemente l'IBM, no, perché H-A-L sono lettere a distanza di una, no, da quelle dell'IBM. L'IBM era diventato il colosso che costruiva questi mainframes, questi grandi computer che si usavano una volta. Non c'erano ancora i computer come quelli che ci portiamo oggi in tasca, o che abbiamo qua, che io ho di fronte, no? Erano queste cose enormi, no? E questo HAL è in realtà ormai un computer che sa pensare e sa fare tutto lui. Infatti la missione la gestisce lui, è lui che sa dove bisogna andare, che cosa bisogna fare. Gli astronauti sono lì, ma insomma diventano quasi subalterni, con un problema che ad un certo punto c'è questo occhio rosso, no? Che è appunto quello di HAL. HAL si ribella. Cioè si ribella e gli astronauti gli dicono: ma tu insomma devi seguire la missione, no? Che ti è stata affidata. E lui dice: no, io ho deciso di fare quello che voglio io, no? Fa un golpe, diciamo così, nell'astronave. E questo comunque è lo stesso aspetto al quale abbiamo già accennato quando parlavo dell'apprendista stregone, cioè la macchina che viene costruita per servirti e che poi a un certo punto ti dice: bene, adesso me ne vado per i fatti miei e mi rivolgo contro di te. Questo è un altro famosissimo film degli anni '80 ormai, che si chiama Blade Runner, l'avrete visto tutti, che è preso da un romanzo di Philip Dick, uno degli scrittori di fantascienza di nuovo che si divertivano molto a pensare a problematiche legate appunto all'artificiale. Il romanzo si chiama stranamente ma gli androidi sognano pecore elettriche. Gli androidi sarebbero questi organismi appunto che sono indistinguibili dagli uomini, sia dal punto di vista del corpo che dal punto di vista del pensiero. E infatti Blade Runner credo che in italiano si chiamasse anche quello, il cacciatore di androidi. Cioè è di uno che fa parte della polizia, no? di una parte di polizia, che ha come scopo quello di andare a individuare questi androidi che sembrano uomini ma non lo sono, no? Ed è una cosa abbastanza strana. Philip Dick poi scrisse per riassumere tutte le sue idee un racconto di 5 righe, no? Che vi posso dire, no? Così più o meno ha senso, no? Il racconto di 5 righe è questo, no? Che un giorno c'è questa fabbrica di androidi da cui si sfornano questi
meccanismi che sono indistinguibili dagli uomini, e c'è il cacciatore di androidi che arriva di fronte alla fabbrica di androidi, esce fuori l'androidi e c'è il cacciatore che con le sue armi che si fronteggiano, no? Tutti e due. E alla fine sono tutti e due armati, no? Naturalmente sparano simultaneamente, e il cacciatore di androidi, che è l'uomo che sta cercando queste macchine, spara, no? E vede che l'androide comincia a sanguinare. E invece l'androide spara a lui, no? E tac, questo gli parte una rotella, no? Un meccanismo, perché lui aveva le protesi, no? Eccetera. E Philip Dick disse, quando succederà una cosa di questo genere sarà un grande momento per l'umanità, cioè l'uomo che però alla fine sembra lui una macchina, e la macchina che invece sembra l'uomo, e non si capisce più chi e che cosa. Questo è un film di second'ordine, come tutti quelli che faceva Spielberg. Spielberg ha tutto un altro livello, naturalmente, no? E Hollywood, no? Nella sua versione, no? più pulp, come si potrebbe dire, no? Ed è un film che però, vedete, finalmente, no? Arriva perlomeno nel titolo il soggetto di questa conferenza di oggi, cioè intelligenza artificiale, AI all'inglese, che è presa da un altro romanzo. Anche questo romanzo non è all'altezza di quelli che ho citato, però ormai siamo nel 2000, no? nel nostro secolo, nel nostro millennio, no? E queste cose incominciano ad arrivare addirittura a Hollywood. Quindi già se ne parlava, come vedete, di intelligenza artificiale, però tutti pensavano che fossero giochetti, no? Che non sarebbero mai entrati nella nostra vita quotidiana, come spesso succede. Allora adesso, questa era la parte letteraria, naturalmente, no? Film e letteratura. Adesso vi dico brevemente quello che invece è stata la storia dell'intelligenza artificiale, per farvi capire che anche questa storia, la storia tecnologica, non è qualcosa di recente, ma in realtà parte da molto lontano. Guardate qua, 1837, un signore in Inghilterra che si chiama Charles Babbage, che inventa quello che oggi chiameremo il computer, cioè proprio il computer come ce l'abbiamo oggi. Lo inventa naturalmente con la tecnologia che c'era all'epoca, cioè le macchine a vapore, perché l'elettricità ancora non c'era, no? Sarebbe arrivata poi nella seconda metà dell'Ottocento come sviluppo, no? Con Faraday, Maxwell, eccetera. E lui la inventa con le macchine che ci sono, Watts, no? Le macchine a vapore, e se l'Inghilterra gli avesse dato retta, l'Inghilterra anzitutto sarebbe diventata la prima potenza informatica della storia, mentre invece perse l'occasione, no? E soprattutto avremmo avuto i computer a vapore. Portarsi il telefonino in tasca a vapore sarebbe stato interessante anche d'inverno, no? Che uno così, no? Si riscalda, no? E allo stesso tempo non si porta dietro le cose. Notate come si programmava, forse qualcuno di voi appunto della mia età, io me lo ricordo perché mi sono laureato nel 73 e quell'estate andai a fare un corso estivo a Perugia, no? E ci insegnarono il Fortran, no? Che era il primo linguaggio che veniva usato, e per programmare il Fortran uno potrebbe pensare oggi come si fa? Beh, vado sulla tastiera, scrivo, ma che? Sì, andai sulla tastiera, ma ogni istruzione di quel programma era una scheda che era perforata, c'era dei buchi dentro. E i programmi erano pacchi di schede, e se uno poi non stava attento e gli cascava il pacco, doveva riscrivere il programma, a meno che avesse avuto l'accortezza di numerare, no? Le schede. Oggi naturalmente sono cose molto diverse, ma dove gli era venuta l'idea a Babbage di usare le schede perforate per fare i suoi programmi? Beh, ovviamente anche lui si guardava intorno. Queste cose già esistevano, le schede perforate esistevano per fare le maglie per le signore, no? In modo da fare i motivi, no? Estetici, fare le righe, le strisce, oppure addirittura metterci sopra i fiorellini, le figure, no? E come si faceva? Beh, erano schede perforate perché da questi buchi dovevano uscire gli aghi in cui si mettevano i fili, no? Ed era quindi quello che oggi si chiamerebbe un template, no? Cioè, si mette lì così una specie di figura analoga a quella che tu vuoi fare, fai uscire gli aghi, no? E riesci a meccanizzare il processo di produzione dei tessuti, no?
E lui prese queste cose, no? Si chiamavano i telai Jacquard, erano stati inventati in Francia nel Settecento già, perché questa era una cosa, la manifattura, diciamo così, dei tessuti arrivava da lontano, e lui lo prese e lo fece diventare uno strumento informatico. La cosa non andò molto avanti, perché appunto in Inghilterra praticamente nessuno lo seguì, e bisognò aspettare un secolo, sempre in Inghilterra, lo vedete, siamo esattamente un secolo dopo, 1936, quando questo signore, Alan Turing, che è uno studente tra l'altro, che aveva 25 anni o 24 anni, che nella tesi di laurea reinventò, perché fece esattamente quello che aveva fatto Babbage, ma nessuno se lo ricordava Babbage. Fu poi scoperto molto dopo, quando l'informatica nacque, qualcuno andò a vedere in biblioteca e disse: ma questo già l'aveva fatto. Tra l'altro Babbage era venuto a Torino, per esempio, all'Accademia delle Scienze, e recentemente si sono trovati tutti i rotoli con i programmi, o meglio i progetti della sua macchina, che erano cascati dietro una biblioteca, no? una fila di libri. Tirandoli fuori si è scoperto, no, che era venuto a parlarne a Torino al conte Menabrea. Vabbè, adesso questa è una parentesi, però è interessante, perché prima la signora parlava, diceva che gli studenti sono venuti, no, e hanno finto di fare i parlamentari. Io pensavo, quello è il modo migliore per imparare a fare i parlamentari, perché anche i parlamentari fingono di fare i parlamentari la maggior parte delle volte, no? Quindi quello è proprio il modo, no, in cui si impara. Menabrea era un momento in cui i politici erano molto diversi. Era un ingegnere, insegnava ovviamente al Politecnico di Torino, e divenne primo ministro adesso non succede così, no? Ma non voglio fare polemiche, altrimenti poi dopo non mi invitano mai più a Venezia, no? E quindi così, vabbè, comunque, no? E Turing comunque nel 1936 appunto era un giovane ragazzo, il suo insegnante, il suo relatore di tesi, gli disse: ma qui c'è un lavoro di un signore che si chiama Gödel, no? Di cui oggi non parliamo, di cui nessuno capisce niente, sembra che sia molto importante, cerca di capirlo, di tradurlo in modo che lo capiamo anche noi. E lui pensò a come si poteva tradurre questo lavoro nel modo più intuitivo, e pensò di tradurlo in termini di macchine che calcolano, macchine calcolatrici, quelle che oggi chiamiamo così, no? Che all'epoca poi si chiamarono macchine di Turing. Ancora oggi in informatica, quando si insegna l'informatica, si parla di macchine di Turing, no? E nacque così l'idea del calcolatore programmabile, cioè le calcolatrici. Bisogna stare attenti, perché oggi non posso evitare di parlare di cose che sono sensibili, ma oggi c'è questa idea, no, che i sessi non esistono, la differenza tra maschi e femmine non c'è. In informatica c'è. Le calcolatrici e i calcolatori sono due cose completamente diverse, no? Le calcolatrici, no, sono macchine cosiddette dedicate, come devono essere, no, dal punto di vista, no, del genere, che facevano solo certe cose. Noi ce l'avevamo, io ho fatto il geometra, no, da piccolo, da ragazzo, avevamo queste macchine calcolatrici, molti di voi ancora ce l'hanno adesso, che facevano solo quello, sapevano fare la somma e il prodotto, e le loro inverse, no, le sottrazioni, quello lo sapeva già fare Leibniz con le macchine a manovella, no, eccetera. Però oppure man mano che uno comprava delle calcolatrici più grandi, no, e si potevano fare più cose, magari seni, coseni, poi che ne so, i logaritmi, no, eccetera, eccetera. Però ogni volta che si aggiungeva qualcosa a macchina cresceva. E l'idea che c'era appunto prima degli anni 30, l'IBM già c'era perché è nata agli inizi del Novecento, l'idea era che i calcolatori, le calcolatrici sarebbero diventate sempre più grandi. Più diventavano grandi, più sapevano fare cose, e arrivò Turing, che ebbe la grande scoperta dell'informatica, si poteva chiamare l'uovo di Colombo, ma anche perché già Babbage l'aveva avuta, cioè che invece di continuare a far crescere la macchina, bastava fare una macchina che fosse grande a sufficienza da prendere dei programmi scritti, tradurli, eseguirli o simularli e poi restituire la risposta. Cioè invece di mettere la grandezza nella macchina stessa, la si spostava sui programmi. Divennero le macchine programmabili, e sono quelle che oggi noi usiamo ogni volta. Quando noi compriamo le app, per esempio, per i nostri telefonini, quello è un programma, no, che uno aggiunge alla macchina che ha, no? E allora, vedete, aggiungete le app e non continuate invece a comprare delle calcolatrici tascabili sempre più grandi, perché poi alla fine le tasche, no, non le tengono più. Vedete che qui ci sono due date però, 1936 e 1950, perché Turing
inventò il computer nel 1936, come vedete l'anno e qualche anno prima della seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale Turing divenne un famoso eroe dell'informatica che sarebbe poi venuta, riuscì a decifrare i codici nazisti, la famosa macchina Enigma. I nazisti avevano una macchina a rotori che codificava i loro messaggi. Tutte le mattine i nazisti si alzavano, cantavano no, Deutschland, Deutschland über alles, no? E poi lanciavano in giro per la Germania o per tutta l'Europa a un certo punto, no, durante la guerra, dicevano come bisognava sistemare i rotori quel giorno per trasmettere, lo facevano in chiaro perché intanto la gente sentiva, non aveva la macchina, no? Come bisognava sistemare questi rotori, ce n'erano 5, quindi la cosa diventava esponenziale, no? Ogni volta che si aggiungeva un rotore diventava più complicata per trasmettere i comandi quel giorno lì. E infatti gli inglesi e gli alleati, no, cosa potevano fare? La macchina non ce l'avevano. Riunirono tutti quelli che potevano, gli alleati, a Bletchley Park, in un famoso sobborgo di Londra, e non sapendo chi avrebbe potuto dare dei contributi, presero gente di ogni genere. Preso per esempio Alexander, che era il campione inglese di scacchi. Uno dice cosa c'entra di scacchi? Beh, quello sa ragionare, magari chi lo sa, no? E presero un po' di tutti. Ne presero uno anche molto interessante, il quale aveva delle idee strane. A un certo punto ebbe questa idea, dice ma noi potremmo trovare una macchina, una copia dell'Enigma. Facciamo così, prendiamo 2 inglesi che parlano perfettamente tedesco. Vorrei proprio vederli, no, questi. Ma comunque no, a parte quello, no, lui sperava, no, che qualche inglese non potesse parlare tedesco senza essere riconosciuto, no? Lo si veste ritorna, vi ricordate, no? La fiammiferaia, no? Eliza, no? Lo si veste da nazista, no? Quindi si dà parla tedesco, lo si veste da nazista, lo si mette su un aereo che dipingiamo come se fosse un aereo nazista, no? Poi lo mandiamo in mare, no? E lo facciamo ammarrare per un'avaria, no? Vicino a una nave dove si spera che ci sia la macchina, no? E allora questi vengono presi in salvo dai tedeschi, li si mette su, loro sono sulla macchina, sulla nave, prendono questa macchina e poi mancava un pezzo, dice come tornano? E allora gli dissero guarda tu faresti meglio a scrivere romanzi. Infatti lui si chiamava Fleming, Ian Fleming, no? E dopo la guerra, no, effettivamente disse ma adesso mi metto queste idee, le faccio fruttare, no? E i film di James Bond, molte delle cose che voi vedete nei film di James Bond sono successe veramente. Vi ricordate quando si va soprattutto nei film degli inizi, no? Quando si entra in questi uffici dei servizi segreti e c'è il capo sezione che ha una lampadina, quando la lampadina accesa non si può entrare perché c'è una riunione, quello era effettivamente così a Bletchley Park, no? Semplicemente avevano inventato questo artificio, no? Per dire non entrate perché si sta parlando, no? E quindi usavano queste cose. E Turing comunque invece fu uno di quelli che vennero reclutati, anche lui. E fu lui che inventò una macchina che non era ancora il computer, perché lui l'aveva inventato il computer ma non era mai stato realizzato, e riuscì comunque a decifrare questi codici nazisti. E a un certo punto gli alleati la mattina stavano a sentire la radio, no? Quindi Deutschland, Deutschland, e poi dicevano come si devono mettere i rotori, no? E loro non sapevano come mettere i rotori ma li simulavano attraverso questa bomba, la chiamavano la bomba, e riuscirono a decifrare le cose. Ci furono episodi anche abbastanza imbarazzanti. Per esempio voi sapete il bombardamento di Coventry, che fu una delle cose tragiche della seconda guerra mondiale. Tragiche fino ad un certo punto, perché anche qui ogni cosa di cui si parla diventa una cosa sensibile, no? Però che cosa cercarono di fare i nazisti a Coventry? Di fare quello che si chiama una tempesta di fuoco, forse voi siete addentro a queste cose, no? La tempesta di fuoco è una cosa tremenda, cioè si va su una città e si cominciano a fare bombardamenti a tappeto per giorni, uno di seguito all'altro, un minuto dietro l'altro, bombardamenti, fino a quando si crea una condizione, si spera, no, di poter innescare una specie di reazione a catena che faccia bruciare l'atmosfera. E quando si riesce a fare quello, no, si chiamano tempeste di fuoco, che avvengono in natura, spesso gli incendi nelle foreste, quegli incendi che poi non si riescono a domare, si autosostengono, no? Sono cose che una volta innescati non c'è modo di fermarli fino a quando non si è bruciato tutto. Ma non ci riuscirono.
Però Coventry in realtà fu rasa al suolo, perché anche non c'è bisogno di fare una tempesta di fuoco, e gli alleati lo sapevano. E decisero di non fare niente, no, perché dissero: se noi impediamo questa cosa, ovviamente è come dirgli: sapevamo che stavate arrivando, i tedeschi avrebbero capito che qualcuno era riuscito a decifrare i codici, no, e così via. Lo dico fra parentesi, senza polemiche, però le tempeste di fuoco riuscirono a farle gli alleati, le fecero ad Amburgo, a Dresda, a Tokyo, sono stati probabilmente i crimini più efferati della seconda guerra mondiale, insieme alle bombe atomiche, di cui non si parla quasi mai, perché la guerra l'abbiamo vinta noi, no? Loro, perché noi, io dico sempre, siamo stati gli unici a vincere veramente la guerra, perché solo noi siamo sempre stati dalla parte del vincitore. Fino al 43 no, eravamo dalla parte di chi avanzava, poi dal 43 al 45 eravamo dall'altra parte, no, così. Comunque, chiuso questo, alla fine della guerra Turing è un eroe, naturalmente, no? Però nessuno lo può sapere, perché era un eroe segreto. Lui aveva fatto queste cose, no? Si pensa che la guerra avrebbe potuto durare 3 anni di più, pensate, fino al 1948, se non ci fosse stato questo vantaggio che effettivamente Turing aveva dato agli alleati. E uno potrebbe pensare, dice: ma con un genio che avete così in casa, che cosa fa l'Inghilterra? Ha perso l'occasione con Babbage, stavolta la prenderà? No. Decide che non ci interessa costruire un computer. Turing cerca di convincerli a costruire un computer, non c'è verso, lo fanno gli americani, no, per la prima volta con von Neumann nel 1945, e l'Inghilterra per la seconda volta perse l'occasione di diventare lei la potenza informatica. Ma nel 1950 Turing pensa a quello che potrebbe fare il suo computer, e beati quelli che l'hanno costruito, e si comincia a porre delle domande, a dire: ma il computer va bene, certo è una macchina calcolatrice, ma i calcoli cosa possono fare? Beh, dipende, perché se uno fa dei calcoli che simulano altre cose, per esempio che simulano una partita di scacchi, potrebbe far giocare il computer a scacchi. E scrive lui il primo programma per un computer, il computer non c'è, quindi dice: faccio io il computer, invita un suo amico, dice: giochiamo a scacchi io e te, tu gioca a scacchi come sai e io seguo le mie istruzioni. Dopo 10 mosse ovviamente perde subito, perché il programma era abbastanza rudimentale, no? Però di lì comincia questa idea di dire: cerchiamo di far fare al computer non soltanto dei conti, che certo servono, ma servono in economia, no? Magari nella finanza, eccetera, facciamogli fare altre cose, per esempio giocare a scacchi. E lui scrive nel 1950 un famoso articolo che si chiama Intelligenza artificiale. Lì nasce proprio la parola, no? Di quella che dell'impresa di cui stiamo parlando. Il problema della macchina di Turing era che aveva nel suo progetto una specie di scatola nera, come si potrebbe dire. Turing aveva detto: supponiamo che ci sia una scatola che sappia fare queste operazioni elementari, no? E poi io costruisco tutto il resto. Nel 1943 due persone, questo McCulloch, che lo vedete lì, sembra un santone, era un famoso neurofisiologo, e Pitts, un matematico, si mettono insieme e cercano di costruire questa scatola nera. Questo è il momento in cui, notate, siamo nel 1943. La ChatGPT usa le cose che questi signori inventarono in quell'anno, che si chiamano reti neurali. Come mai? Beh, perché, come potete immaginare, un neurofisiologo cosa poteva conoscere? Conosceva il cervello. Il matematico conosceva invece i computer, no? E si mettono insieme e dire: ma scusa, il cervello potrebbe essere una specie di computer più sofisticato, oppure meglio, il computer potrebbe essere una specie di cervello elettronico. Una volta li si chiamava proprio così agli inizi, dopo la seconda guerra mondiale, i calcolatori si chiamavano cervelli elettronici. E allora cercano di capire come è fatto il sistema nervoso centrale, che ci sono appunto, no, questi neuroni che sono collegati da dei fili, no, questi assoni, no, e ovviamente ci sono delle differenze. Quando voi lanciate un segnale elettrico, questo segnale o c'è o non c'è, 0-1 come si potrebbe dire, mentre invece vedete qua, posso usare anche per una volta, no? Vedete qua questa funzione, no? Vedete qui, che si chiama sigmoide, perché sembra una sigma in greco, no? È una risposta appunto che non è tutto o niente, ma è graduata, no? Così mettono insieme queste cose e creano l'idea di queste reti neurali, che sono proprio quelle che appunto oggi usa ChatGPT, che ci hanno dato un salto di qualità. Ma questo, siamo nel 1943 e ci vorranno praticamente 70 anni perché le cose funzionassero poi e venissero a risolvere certi problemi.
1948 questo signore, all'epoca era famosissimo, Norbert Wiener, che è l'inventore di quello che si chiamava cibernetica. Oggi si usa ancora questo termine, ma meno, però era il termine che andava di voga proprio negli anni 50, lo studio delle macchine, soprattutto delle retroazioni, macchine che possono influenzare il proprio comportamento. Infatti lui non a caso poi scrive un libro che si intitola appunto così, Dio e Golem, e vedete qua, no? La famosa immagine della Cappella Sistina, no? In cui da una parte ci doveva essere l'uomo, ma dall'altra parte ci doveva essere Dio, invece qua c'è una specie di robot. Oggi di Wiener si parla poco, ma è stato uno dei grandi appunto dell'informatica, ma questa invece è la data di nascita ufficiale, perché quello del 1950 era l'annuncio di Turing, no? La nascita ufficiale dell'intelligenza artificiale in una cittadina della costa est degli Stati Uniti, a Dartmouth, in un college, si riuniscono quelli che poi, qui li vedete, non so, la nostra civiltà purtroppo fa così, tutti riconoscerebbero Brad Pitt o i cantanti, no, eccetera, ma questi qui che hanno cambiato la nostra vita non li conosce nessuno, no? Eppure sono tutta gente che poi ha preso quello che si chiama, non a caso, il premio Turing, detto tra parentesi. Voi sapete che c'è un premio Nobel, no? Che viene dato per certe materie, no? Cioè fisica, chimica, medicina e poi altre tipo letteratura e pace, ma il premio Nobel per l'informatica si chiama non a caso premio Turing, perché Turing è il deus ex machina, si potrebbe dire letteralmente, no, di questa cosa. McCarthy per esempio, Minsky e Shannon, cioè tutti nomi, no, e questi qui si riuniscono nel 1956 e dicono: beh, cosa può fare il computer? Turing ce l'ha chiesto, vediamo di rispondere, no? E allora avevano delle idee, cioè credevano che le cose fossero più facili di quello che poi sarebbero state in realtà. Dissero: nel giro di 5 anni un computer batterà il campione del mondo di scacchi, da una parte, e sempre nel giro di 5 anni un computer dimostrerà dei teoremi che i matematici non erano mai riusciti a risolvere o a dimostrare. Ed erano ottimisti, qualcuno invece era pessimista, diceva: ma non ce la faranno mai, no? E tra questi 5 anni e il mai, naturalmente, c'è quello che effettivamente è successo e di cui vi faccio un breve excursus. Anzitutto qui c'è la quinta generazione, qualcuno se ne ricorderà, negli anni 80 erano i giapponesi quelli che si pensava sarebbero arrivati a fare l'intelligenza artificiale, la chiamavano appunto la quinta generazione, inventarono quello che si chiama i sistemi esperti, dirò tra poco qualche cosa di più al proposito, e questi sistemi esperti funzionavano con un tipo di programmazione che si chiamava programmazione logica, il Prolog cosiddetto, no? Che ancora oggi viene usato per fare cose di questo genere. Oggi l'idea, vi faccio vedere tra un momento gli esempi più concreti, ma oggi l'idea è questa, no? Vedete che ci sono due immagini che sembrano la stessa cosa. A sinistra c'è il nostro cervello, no? Con tutti questi 100 miliardi di neuroni, che ciascuno dei quali ha 10.000 connessioni con altri neuroni, no? Quindi numeri enormi, e dall'altra parte c'è una specie, quello che Teilhard de Chardin chiamava la noosfera, la sfera della conoscenza, cioè tutti questi satelliti che in realtà mettono in comunicazione. Questo si è stancato già lui, non è? Le macchine ci deludono ogni tanto, ecco qua, vabbè. Questa è una macchina rudimentale, facile da sistemare, no? E l'idea è che probabilmente, no, questo internet sarebbe, no, l'immagine di internet sulla destra, no, che è l'analogo, no, di quello che noi abbiamo chi di noi ha il cervello, perché oggi c'è naturalmente da dubitare, no, che molti abbiano, no, qualche cosa dentro. Allora vediamo cosa effettivamente si è riuscita a fare. E poi vedremo cosa, sto come dice lei, no? Sto avvicinandomi alla fine, tra l'altro una frase sempre, diciamo così, no? Comunque spero che non sia proprio quella alla fine. Beh, per voi sarebbe una notizia, no? Dice: professor Di Freddi dall'ultima confluenza, no? E alla fine stramazza sul palco, no? E non lo chiameremo mai più a Venezia. Così. Allora, cosa si è riuscito veramente? Perché finora si è parlato, no? E spesso succede quello, uno parla, i romanzieri scrivono, inventano, però dice, qualcosa si è fatto? Beh, voi la fine la sapete già, perché se siamo qui è appunto, no, perché ChatGPT è arrivata. Ma il primo risultato è stato questo, che era una forma di ChatGPT.
1966, pensate, quindi era solo 10 anni, 11 anni dopo il congresso di Dartmouth. Questo signore, che è un programmatore, uno dei primi intelligenti artificiali, si chiama Weizenbaum, scrive un programma che si chiama ELIZA. Vi ricordate di Pigmalione, di cui abbiamo parlato agli inizi, che era la fiammiferaia che si chiamava così? E non è un caso, perché lui aveva letto appunto l'opera di Bernard Shaw, ho visto il film, no? Più probabile come informatico, no? E decide di fare un programma che simula la cosa che gli sembra più facile da fare, no? Dice, lasciamo perdere il pensiero matematico, poi ci arriviamo. Ma la cosa più facile da fare, devo chiedere, avete degli psicanalisti per i vostri membri? Ci sono psicanalisti? Alzino la mano. No, se ci sono nascosti, quindi posso parlarne, no? Poi si offendono da soli. Ma dicevo, è complicato, no? Cioè, la cosa meno complicata da simulare è lo psicanalista, no? Voi, chi di voi è andato allo psicanalista lo sa, no? Cosa fa? Vi fanno mettere su un lettino, no? E lui si mette dietro, perché? Perché così nessuno lo vede, no? E mentre voi parlate, lui vi lascia parlare, no? Legge, adesso poi soprattutto, no? Con l'iPad non si sente niente, no? Prima col giornale si sentiva, no? Che girava. E quando voi vi fermate, no? Lui si ferma anche un momento e c'ha nell'orecchio, no? Le ultime parole che avete detto, no? E non so, dice, perché poi mia madre, dimmi di tua madre, no? E guarda, ricominciano così. Questo è quello che fanno gli psicanalisti. E allora Weizenbaum dice, non è così difficile, no? Io faccio un programma che lascia che quello che sta parlando con me faccia quello che vuole, no? E quando lui si ferma, prendo l'ultima frase, prendo il sostantivo che compare nell'ultima frase e dice dimmi di più di questa roba qua, no? E va avanti. Sono un programma di 10 righe, no? E fa questo programma. E la cosa straordinaria è che questo programma ha un successo straordinario, cioè comincia a girare fra gli informatici. Lui capisce, Weizenbaum, che ha diciamo così, sfregato diciamo così, il tubo dove poi esce il genio malefico, no? Perché un giorno entra nell'ufficio di un suo collega senza bussare. E quello infuriato gli dice cosa stai facendo? Sto parlando con Eliza, no? Cioè come se uno parlasse veramente con lo psicanalista, no? E lui dice oh mamma mia, questo lo sta prendendo seriamente, no? E la cosa interessante è che questo lo trovate in rete, se volete divertirvi andate, no? È chiaro che se uno sa che un programma è facile fregarlo, perché lui ti fa delle domande e tu continui sempre a dirgli sì, oppure sempre no, e lui dopo un po' c'ha 3 o 4 opzioni e poi ricomincia, no? E a quel punto ti accorgi che è una macchina, oppure come certi miei colleghi potrebbe essere, no? che effettivamente farebbero così, no? ma insomma la cosa è indistinguibile. Però se uno non lo sa, e quindi, o perlomeno se dice vabbè giochiamo, diciamo così, come si fa d'altra parte anche con ChatGPT, succede la stessa cosa, se voi continuate, no, a bombardarlo delle stesse cose, no? Dopo un po' lui dice non so più cosa fare, no? E l'idea è si può simulare perlomeno un particolare tipo di pensiero. Questo si chiama la psicanalisi rogersiana, è quella che fa questo trattamento di chiedere sempre soltanto l'idea che c'è dietro, è che ovviamente quando uno si ferma è perché è arrivato a un blocco dell'inconscio, però in qualche modo, no, si può capire qual è questo blocco dalle parole che ha usato alla fine, no? Però si comincia a capire che qualche cosa del pensiero si può simulare. 1970, quindi pochi anni dopo, qui invece la cosa diventa molto più seria, perché il primo sistema, ce ne sono stati altri, ma questo qui è il primo che ha avuto veramente successo, un sistema esperto. Cosa vuol dire sistema esperto? È di dire, ma dunque prendiamo la medicina questa volta. La medicina, quando uno fa medicina, che cosa fa? Beh, deve studiare anni, no? Perché ti devono insegnare per ciascuna malattia che cosa devi fare, quali sono i sintomi, no? Come ti devi comportare, che esami devi fargli fare, no? A seconda delle cose, no? E allora presero, anzitutto l'idea è cominciamo anche lì a circoscrivere la cosa, no? Non uno che faccia il medico. Momento, qui prendono semplicemente la diagnosi di problemi al fegato e mettono insieme decine di esperti. Lo si faceva a mano all'epoca, negli anni 70, quindi si andava lì, non si cominciava a dire, supponiamo, dunque arriva uno che ha mal di fegato, cosa deve fare? Beh, che ciascuno diceva le sue cose e poi il programmatore ha cercato di mettere insieme tutte queste informazioni ed è per questo che si chiama sistema esperto, perché viene fatto usando l'expertise, no, di persone che sono esperti nel loro campo.
E lo si fa e questa cosa ha preso piede negli ospedali. Ormai quando andate dai medici ve ne sarete accorti, no? che un sacco di volte loro pasticciano sul computer eccetera, perché ci sono dei protocolli che devono essere seguiti. Oggi tra l'altro la cosa è diventata molto più facile perché non c'è nemmeno bisogno di andare dai medici più a chiedere, ormai tutto è in rete, no? Ci sono, i giuristi per esempio lo fanno regolarmente, no? Cioè hanno ormai i database in cui possono consultare le leggi, i pronunciamenti dei tribunali eccetera, no? Una volta ci volevano il picco della Mirandola che avevano le cose dentro la testa, oppure i topi di biblioteca che avevano di fronte centinaia di volumi. Oggi si possono fare queste cose e questi, come vedete, sono passati praticamente 50 anni e sono ormai distribuiti negli ospedali di tutto il mondo, no? Quindi, e non soltanto, questi sono di medicina, ma si possono fare, come ho appena detto, no? Per la legge, per tanti altri campi. La matematica questo è un po' più seccante perché uno penserebbe sì, però la matematica e gli scacchi sono le cose più razionali che l'uomo fa e quelle il computer non potrà mai farle. Invece la cosa straordinaria è che sono proprio quelle, più la cosa è razionale, più il computer riesce a farla bene, no? Questo è un famoso problema, voi vi chiederete per quale motivo i matematici perdano tempo con questi problemi, ma comunque no? Si chiama il problema dei 4 colori. Cioè ci sono gli stati del mondo, perché stiamo ancora aspettando il momento felice in cui il mondo sarà tutto uno, come diceva John Lennon, no? When the world will be as one in Imagine, no? Per ora siamo divisi in nazioni e sui bordi le cose non funzionano tanto bene, no? Però uno vuole disegnare una carta, colorare una carta in modo che le nazioni abbiano dei colori diversi e se sono nazioni vicine ovviamente non abbiano lo stesso colore, perché altrimenti sembra che siano la stessa nazione. Quanti colori sono necessari e quanti sono sufficienti per colorare una mappa? Agli inizi uno potrebbe dire, dipende anche come è fatta la mappa, perché se voi avete per esempio una torta e la tagliate a fette che convergono nel punto centrale, no? Se quel punto centrale lì è una cosa che voi volete distinguere con colori diversi, siete fregati, perché poi potete tagliare la torta in un numero qualunque di fette e tutte quelle fette devono essere colorate in maniera diversa. Però gli stati di solito, a volte sì, perché per esempio nello Utah i 4, quelli che si chiamano non a caso i Four Corners, no? Avrete visto le mappe americane, ma quello perché gli americani tracciano i confini con la riga e col compasso, come facevano gli inglesi tra l'altro, no? Quando avevano ancora l'impero, no? Bei tempi per loro, no? Ma oggi i confini non sono così, quindi a parte quelle mappe lì strane, no? Le mappe vere. Nell'Ottocento arriva uno che a metà Ottocento dimostra che 5 colori sono sufficienti e necessari. E è interessante perché si chiama teorema dei 5 colori. Poi però i matematici guardano a questo teorema, è molto complicato questo teorema, e si accorgono che è vero, 5 sono sufficienti, però non è detto che siano necessari, cioè il problema diventa 4 o 5, questa è la soluzione. Siamo a metà dell'Ottocento, notate, si arriva fino al 1976 senza sapere qual è la soluzione. Non è che la cosa fosse importante poi da un punto di vista della cartografia, lo era da un punto di vista matematico. Come si fa a risolvere questi problemi? Bisogna pensare a tutte le possibili mappe che si potrebbero mai creare sul mondo, no? E ce ne sono ovviamente parecchi. E nel 1976 2 signori all'Università di Urbana-Champaign, Appel e Haeckel, usano il computer, 2000 ore di tempo macchina. All'epoca c'erano questi enormi computer e durante la notte non venivano usati, allora loro chiedono di usarli di notte, no? 2000 ore sono parecchie, no? Perché sono mesi di lavoro. Loro riescono a ridurre le mappe possibili da esaminare a un numero sufficientemente piccolo, che comunque è un numero enorme. E tutte queste mappe vengono esaminate una dietro l'altra da questo computer che lavora, no? Così, e a un certo punto dà la risposta e dice ok. Dice, tutte queste si possono colorare con 4 colori. E allora giubilo fra la popolazione dei matematici, 4 colori bastano. Io ricordo sono andato a studiare all'Università di Urbana-Champaign nel 1978, che vedete che è due anni dopo,
E mi ricordo che sono arrivato lì, tra l'altro non sapevo quasi niente di inglese, perché io avevo imparato l'inglese sulle canzoni di Elvis Presley, che sono cose utili, ma solo in certi ambiti, no? Perché naturalmente quando uno arriva all'università, mi ricordo che uno dei primi giorni, no, il professore con cui lavoravo mi disse: senti, oggi non posso venire a pranzo con te, no? Vai col mio collega di ufficio, no? E io dico: va bene, no? E questo, siamo arrivati lì, ha capito che non è che potessi parlare di molto, no, in inglese all'epoca, no? E tira fuori il tovagliolo e comincia a spiegarmi il problema dei 4 colori. Era uno dei 2 che l'aveva risolto, no? Io dentro di me dicevo: ma a me cosa me ne importa? Io studiavo tutto il resto, poi non capivo quasi niente, no? Oggi avrei fatto faville per poterle intervistare, nel frattempo è morto, no? E tra l'altro questo non interessa nulla a nessuno, ma sia il professore con cui lavoravo, sia lui, questo qua, dei 4 colori, che io più modestamente, eravamo nati lo stesso giorno, di anni diversi, no? 13 luglio, e quell'anno lì abbiamo fatto compleanno tutti insieme, no? Una cosa più unica che rara, no? Di trovare. Anzi non faccio, perché in realtà è molto probabile che qui per esempio ci siano qui ce ne sono, quante sono le persone circa? 200, beh certo, no. È sicuro quando ce ne sono 366, 367, è sicuro che 2 almeno hanno il coso, ma anche con 25 persone o 30 persone è molto probabile. Poi facciamo le cose a pranzo, no, eccetera. Se venite tutti a pranzo a giocare così, vabbè. Comunque questo è uno dei primi, è il primo risultato che viene dimostrato da una macchina, e a tutt'oggi non c'è nessuna dimostrazione che un uomo possa seguire. E la cosa diventa imbarazzante, perché quando questi hanno mandato il loro lavoro ai referee, come si fa, no? Perché fosse pubblicato, e loro hanno guardato il lavoro che sembrava funzionasse, no? E poi dice: però gli avete fatto fare un cosa, e il lavoro l'ha fatto il computer. E allora il referee ha dovuto prendere un altro computer, scrivere un altro programma per quel computer, passare altre 1000 ore, perché poi nel frattempo i computer andavano sempre più veloci, no? E alla fine anche l'altro computer dice: sono d'accordo. Però no, e ormai le cose stanno diventando così in matematica. Molti teoremi sono poi stati dimostrati in seguito usando il computer in maniera massiccia, e chi lo sa se sono veri o no. I computer ci dicono di sì, quello che noi capiamo ci dice di sì, però dentro la testa non ci sta più. Quindi la matematica è enormemente cambiata grazie a queste cose. Notate, sono 50 anni fa. 1997, Kasparov, che vedete a sinistra, che gioca contro un programma, Deep Blue, che non vedete a destra, ovviamente non è lui il programma, no? Questo non è ancora un androide, no? Questo qui era uno che faceva le mosse che il programma diceva che stava facendo, no? Guardava il computer, no? E Kasparov viene prima battuto dal computer, che si chiama appunto Deep Blue, profondo blu, in una partita, poi viene battuto in un torneo di 6 partite. E a tutt'oggi, io l'ho incontrato varie volte, Kasparov, no? Lui tra l'altro è un ingegnere, no? Quindi è interessato anche a quello, no? Lui continua a sostenere: sì, ma dice, ma dietro quel computer c'era un grande maestro rosso, no? che barava, no? Perché uno gli chiede: ma come va? Dice: perché ci sono delle mosse che non possono essere state inventate da una macchina. Dice: queste sono mosse umane. Quello è il test di Turing, cioè quando uno fa una mossa, un programma di scacchi fa una mossa, e il campione del mondo ti dice: mamma mia, ma sei un uomo, no? E lui dice: no, sono un computer. Allora che è arrivato, no, a questo livello. Solo che gli scacchi sono una cosa complicata, ma non sono il gioco più complicato del mondo, che è invece Go. Questo gioco giapponese, e notate la differenza. Questo era 1900, dunque, dov'è? Va solo avanti questa macchina, è possibile? O si è stufato di andare indietro? Ah, eccolo qua. 1997 si è cercato per 20 anni di trovare un programma che riuscisse a battere invece quello che è l'analogo del campione mondiale, no, nel gioco del Go. E non si era mai riusciti. Cosa è successo nel 2006, quando effettivamente anche lì vedete un giocatore di Go e l'altro che finge di essere il computer? Si è smesso di usare computer che usavano programmi. Deep Blue era un programma scritto da dei programmatori con le istruzioni, eccetera. Questi qui hanno usato per la prima volta quelle reti neurali alle quali ho accennato prima, no? Che sono una cosa completamente diversa. Le reti neurali non si programmano. Cioè gli si dice: guarda, adesso ti faccio giocare così, no? Hanno delle soglie, no? E uno gli fa giocare una partita,
e quando vede che questo programma gioca male, gli cambia le soglie, alza un po' di più o abbassa un po' di più queste soglie, eccetera, si va per tentativo ed errore. A un certo punto questi apprendono, cioè li si educa come si farebbe con i bambini. I bambini imparano a parlare così, no? Si dice mela, dice pera, no, mela, no, a un certo punto capiscono, no? Ed è interessante però perché poi alla fine loro giocano bene, ma noi non sappiamo perché. Cioè è come vedere qualcuno, no, che tu hai, come vedere i figli, no? Cioè che fanno le cose e uno dice boh, chissà da dove arrivano, no? Chissà da dove le prendono. Comunque oggi Go è stato anche lui battuto, e questo ha segnato in un certo senso la fine degli scacchi e del Go, perché certo che quando le macchine giocano meglio degli uomini, cosa puoi fare? Sì, puoi giocare col tuo vicino di casa infatti ci sono oggi campionati mondiali separati. C'è il campionato mondiale degli uomini nel senso di umani, no? E c'è il campionato mondiale dei programmi. E i programmi giocano per conto loro, perché non c'è verso, anzi se voi seguite le cose di scacchi vi accorgete che quando due giocatori umani giocano, vicino ci sono i commenti del computer. E uno dice questa mossa, no? E a volte ci sono Carlsen, per esempio, spesso gioca quasi come un computer, questo è interessante. È lui che diventa come un computer, non i computer che ormai sono avanti. E Go questo programma di Go, tra l'altro, è interessante perché era stato fatto per il Go. Ed era una rete neurale. A un certo punto si chiamava appunto AlphaGo. A un certo punto decisero i giapponesi, dice facciamolo giocare a scacchi, no? Allora l'hanno preso e gli hanno insegnato a giocare a scacchi. In quanto tempo? In 4 ore. Gli hanno detto queste sono anzi in 3 minuti gli hanno insegnato a giocare a scacchi. Gli hanno detto queste sono le regole degli scacchi. E lui dice ok, gioco con me stesso, che vuoi, no? E si è messo a giocare con se stesso partite, no? Facendo le 2 parti, no? Come in quel romanzo di Steven Zweig che qualcuno di voi ha visto, che era nel campo di concentramento e giocava a scacchi con se stesso perché non c'era nessun altro a memoria, no? Così. E in 4 ore, questa rete ne 4 ore, ha battuto il campione mondiale dei computer, cioè dei programmi. E questo capite che cosa vuol dire? Quando uno ha una rete neurale che da sola autoapprende semplicemente quando gli si dice che cosa fare, e in 4 ore passa a essere migliore di qualunque programma che è stato mai fatto da un uomo, e cominciano a diventare cose effettivamente un po' problematiche. Quali sono? Beh, ormai questo è quello che è stato fatto, no? Quindi ChatGPT la conoscete tutti, ma tra l'altro ChatGPT non l'ho manco messa perché è una versione un po' più sofisticata di quella ELIZA che avevo detto agli inizi. È un gioco più che altro. Infatti Musk stamattina, non so se l'avete sentito, se lo sentite normalmente, ma sul giornale, no, perlomeno sulla stampa, c'era un suo intervento, è seccato, ha fatto causa a questa OpenAI, che è la ditta che ha messo in circolazione questa ChatGPT, perché dice noi dovevamo tenerla per fare cose utili, invece voi l'avete data in pasto, no, adesso alla gente che ci gioca, e sta producendo più che altro dei guai, perché che cosa succede oggi? Succede nell'informatica quello che è successo tanti anni fa con l'architettura. Cioè che una volta i palazzi li facevano gli architetti, no? Che sapevano fare, no? Progettavano, eccetera. E poi che cosa arriva Le Corbusier, no? E dice facciamo tutto prefabbricato, no? Facciamo tutto così, e vengono fuori, sì, le città prefabbricate, no? Però un conto se erano le città fatte dai grandi architetti, un conto è queste cose, no? Tutte uguali. No? E ChatGPT uno deve capire che così come la fa lui velocemente, la fanno anche gli altri. Quindi si diventa tutti livellati, no? A un buon livello, però non c'è più diversità. Ma non è mica la fine, a parte il fatto che sta per arrivare la prossima versione. ChatGPT, forse ve ne siete accorti, non è interattiva. Se voi continuate a chiedergli delle cose che sono successe recentemente, per esempio vi dice scusatemi, ma io sono stato addestrato fino al 2022, no? Mi sembra, e questo non lo so. Non va in rete, molti pensano che vada in rete a cercare, no, non apprende, è una cosa completamente chiusa, per quello che non è nemmeno tanto, no, di un'intelligenza artificiale. Il vero problema è quella che uscirà tra poco, credo a marzo dovrebbe uscire, quindi ormai siamo, no? Comunque tra qualche settimana, e quella invece sarà in grado di apprendere, sarà in grado di andare in rete, interagire, diventerà enormemente più potente di quella che abbiamo già usato finora. Ma quali sono le difficoltà che rimangono anche con quella? Dunque queste sono le cose che pian piano si stanno risolvendo, ma con, vedete, deep learning, no? Questa è la parola magica, la parola chiave, cioè con l'apprendimento profondo, usando queste reti neurali. Come vi ho detto, le reti neurali fanno, ma noi non sappiamo come, no?
Tutte cose che fino a qualche anno fa erano impossibili da fare. Riconoscere per esempio un compositore, oppure riconoscere un pittore, uno vede un quadro, no? Così, no? Riconoscere i volti, o la calligrafia, imparare a parlare. Sono tutte cose che, tanto per cominciare, non è che il vostro gatto o il vostro cane vi riconosce il volto, no? È benissimo in grado di distinguere il padrone da altre persone. Chiunque di noi è in grado di riconoscere che quello l'ha fatto, l'ha scritto Mozart, quello è Picasso, però un conto è riconoscerlo, un conto è farlo, no? Quindi il passivo è una cosa molto diversa, no? Però questo ha già cambiato molto la nostra vita. Oggi ci sono questi programmi, una volta c'era la gente che conosceva le canzoni, adesso uno sente la canzone, c'ha l'applicazione, quello ti dice chi è che sta cantando, qual è il brano, no? Chi è il pittore. Ormai con le opere d'arte si usano questi programmi, queste reti neurali, li si addestra per esempio a riconoscere i quadri di un certo pittore e poi li si usa come critici d'arte quando c'è un quadro di cui è discussa l'autenticità. E il programma si comincia a dire, dice, cosa dice il programma? Dice che è falso. Mi dispiace, dice, allora non. Perché ormai lo fanno meglio di quanto non facciano gli uomini. Quindi questo, più che una difficoltà, è cercare di capire, no, che cosa succede. Eccola questa la vera difficoltà. Questi programmi simulano quello che noi facciamo, ottengono gli stessi risultati, spesso anche meglio di quelli che sapremmo fare, ma non nel modo in cui lo facciamo noi. Quando un programma come AlphaZero vince una partita di scacchi, non gioca come gli scacchisti. Gli scacchisti, quando giocano sulla scacchiera, anzitutto riconoscono la struttura di quello che c'è nei pezzi, guardano qualche mossa avanti, 4-5 mosse. Kasparov dice che una volta in una partita è riuscito a guardare, mi sembra, 14 mosse in avanti, ed è una cosa straordinaria. Loro fanno centinaia di mosse in avanti, cioè giocano in una maniera completamente diversa. Hanno tra l'altro accesso a librerie, no, in cui ci sono tutte le partite che sono state giocate, le aperture, le chiusure, gli studi tecnici. No? Cioè, certo, quello è molto veloce, lo fanno velocemente, quindi ci battono, però non giocano come noi, quindi non ci dicono niente del modo in cui noi pensiamo, perché lavorano in un modo diverso. E allora l'idea sarebbe riuscire a emulare le cose che gli facciamo fare. Per esempio, giocare a scacchi, ma come gioca un giocatore di scacchi? Questo l'hanno fatto per esempio Botvinnik, che è stato un campione mondiale di scacchi russo di qualche decennio fa. Anche lui era un ingegnere come Kasparov, e dopo che si ritirò dalle competizioni si mise a scrivere programmi che cercavano di simulare il comportamento appunto di uno scacchista come lui, e non andò molto avanti. Cioè, il problema è quello che queste cose non ci dicono niente sul modo in cui pensiamo, perché pensano come noi, ma è come dire noi pensiamo col nostro cervello. Certo, loro pensano con le loro reti neurali e sono due cose che non conosciamo. I problemi dell'intelligenza artificiale, questo è per chi è più filosoficamente portato, sono questi. Anzitutto noi abbiamo vari strati di cervello, il cervello rettiliano per esempio, no? La neocorteccia. No? La neocorteccia è quella che ci permette, quella più recente, no? Ci permette appunto di fare tutte le belle cose che facciamo, l'arte, la letteratura, il linguaggio, no? La matematica, eccetera. Il problema è: si può simulare la neocorteccia senza avere il cervello rettiliano? Si può staccare, che è quello che si cerca di fare con l'informatica? Oppure bisogna fare una cosa completa che ci sia anche dentro, detto meglio forse, che è più facile da capire. Cioè, è possibile simulare quello che fa il cervello senza avere un corpo? Il problema del cervello nella vasca, no? che un filosofo, Putnam, qualche anno fa, negli anni 60, mise. No? Cioè, si vede ogni tanto in qualche film in cui c'erano tutti questi cervelli con i collegamenti ai computer. Il corpo non c'era, ma loro percepivano delle realtà. Anche Matrix in un certo senso è simile a cose di questo genere. Oppure, come dicono certi filosofi, Merleau-Ponty per esempio, già negli anni 50, che il corpo è fondamentale anche per il pensiero, e quindi noi siamo anche il nostro corpo. D'altra parte il cervello è corpo, no? Non è che sia una cosa staccata. L'idea, siamo tutti anticartesiani ovviamente, tutti quelli che studiano queste cose qua, no? Cioè, non pensiamo che ci sia una mente scorporata, però il problema è: serve avere tutto il corpo? Bisogna simulare o emulare tutto il funzionamento del corpo per poter pensare come un uomo? Oppure si può isolare quello che fa il cervello e lasciarlo da parte? E poi la cosa fondamentale è questa: è ovvio che il cervello è una macchina, noi siamo delle macchine, che ci piacciono o no,
Però siamo delle macchine biochimiche molto complicate. Un piccolo accenno l'avete visto agli inizi quando ho parlato delle reti neurali, che quelle non sono interruttori che si accendono e spengono, bensì sono cose appunto con queste sigmoidi, no? Hanno delle risposte calibrate, eccetera. E allora il vero problema è questo: noi stiamo cercando di simulare delle macchine biologiche, biochimiche, in cui avvengono reazioni complicate, eccetera, con delle macchine elettroniche, valvole, circuiti elettrici, eccetera. È possibile oppure no? Questo è un problema scientifico che ha anche un interesse filosofico, no? L'elettronica è sufficiente oppure la chimica e la biologia sono fondamentali per capire quello che succede con gli animali? Questo è il vero interesse, diciamo, di queste cose, non tanto giocare con la ChatGPT. E il problema però vero, che è quello dell'apprendista stregone, è quello che sta scritto qua, no? Cioè la coabitazione fra l'umano e l'artificiale. Si può essere certi che un computer faccia tutto e solo ciò che vogliamo, perché tutto va bene, ma solo ciò che vogliamo. Cioè, in altre parole, che non ci scappi di mano e che faccia quello che vuole lui, no? E la cosa è molto dubbia, perché per quanto riguarda i programmi si sa che c'è tutta una parte dell'informatica che si chiama verifica dei programmi, e verificare in maniera automatica i programmi perché facciano esattamente quello che uno gli dice è un problema che è insolubile, ma non perché nessuno è riuscito a risolverlo, ma perché non si può risolvere con il computer. Quindi ci sono delle difficoltà tecniche proprio. E questo però capite che se uno addestra una rete neurale o scrive un programma perché vuole che faccia certe cose e non può impedire che quello ne faccia anche altre, bisogna vedere quali sono quelle altre, perché potrebbero essere cose che non ci piacciono molto. E infatti questo è uno dei problemi. A un certo punto noi siamo uomini con valori, no? Come si dice, capiamo il bello, il buono, il giusto, no? Come direbbe Sergio Leone nei suoi film, no? Il titolo dei suoi film, no? Però i valori umani, tanto per cominciare, noi vorremmo che poi i computer facessero quello che vogliamo noi. Quindi dobbiamo insegnare a un computer quello che è bene e quello che è male, no? A parte che non è così facile, primo impararlo, insegnarlo ad altre persone, no? Tipo i figli o gli studenti, eccetera, ma insegnarlo a un computer quali sono i valori e come bisogna trattarli, no? E poi soprattutto la cosa interessante è questa, perché molti pensano che le macchine siano macchine e che gli uomini siano diversi, sviluppano valori perché siamo superiori a tutte le altre specie, ma in realtà i valori sono epifenomeni. Quando si arriva a un cervello di una certa dimensione, no, arrivano certe cose che noi chiamiamo appunto valori. E allora quando il cervello elettronico, no, il computer arriva a un certo livello, chi ci dice che i valori che la macchina sviluppa siano compatibili o magari invece non siano opposti a quelli che abbiamo noi? E in quel caso certo diventa complicato, perché un computer è il caso di 2001 Odissea nello spazio, quali gli dicono ma abbiamo detto che dobbiamo andare là, dice io invece ho deciso che devo andare là perché i miei valori sono diversi, no? E faccio quello che voglio. Quindi per finire, no, i rischi, quali sono i rischi? E i rischi ce ne sono purtroppo parecchi. Il primo è questo di cui tutti parlano, perché è ovvio, perché ogni volta che arriva una tecnologia, quella tecnologia ovviamente mette fuori campo quelli che lavorano in quel campo lì. E i robot, per esempio, le braccia meccaniche, nessuno si è mai preoccupato di fare dei robot umanoidi, no? Alla Fiat per esempio o alla Ford, però le braccia meccaniche erano dei robot, no? Però certo che quelli che facevano quei lavori lì sono stati messi fuori mercato. Uno però dice ma per fortuna, perché erano lavori pesanti, disumani addirittura, no? Meglio che le facciano le macchine, quindi in certi campi va bene. Il problema è che il computer comincia adesso a fare le cose che noi pensavamo essere tipicamente umane. Quindi arrivano queste macchine e che cosa succede? Mette fuori gioco o fuori lavoro quelli che fanno quei lavori lì, che sono tutto quello che noi facciamo. E noi cosa rimaniamo a fare? Uno può cominciare a dire ma gli uomini cominciano a diventare inutili, no? Basta che ci siano le macchine, no? E le macchine potrebbero anche pensare quello, dire ma questi uomini, dice, cosa ce ne facciamo? Mettiamoli fuori casa. Quindi è un po' un problema, no? Questo Pellizza da Volpedo rimesso, no? in maniera moderna, no?
Ci sono persone che non sono proprio, a proposito di valori, no? Quello che noi ameremmo, no? Qui, vabbè, poverini, abbiamo scelto questi tre, no? Ma la Telecom, no? Tronchetti Provera, vi ricordate lo scandalo nel 2006 che la Telecom vendette i dati per la prima volta, no? Alle aziende che volevano usarli, no? Ci fu un processo, naturalmente. Trump che nel 2016 usò Twitter per fare campagna elettorale, però uno poi se la prende sempre con Trump e fa benissimo, no? Perché se le merita tutte, però hanno sempre fatto tutti così, perché Lincoln, per esempio, per parlare solo dell'America, no? Nel 1864, quando fece la campagna elettorale, per la prima volta gli americani videro la faccia del loro presidente, perché c'erano i giornali, i primi giornali, e cominciarono no? C'erano le foto di Lincoln, no? Uno poi sceglieva tra due foto, perché all'epoca no, era così, no? Poi però le cose sono andate avanti. Roosevelt, per esempio, è stato il primo che ha usato la radio e faceva le conversazioni al caminetto, quindi sentire la voce del presidente, perché all'epoca non è che tutti potevano vedere il presidente, bisognava che lui andasse dove c'era la gente, no? Nixon e Kennedy, per esempio, il famosissimo dibattito che si fece nel 1960 tra Nixon e Kennedy, quello fu un caso che fu studiato da McLuhan, perché all'epoca c'era la televisione, per la prima volta si fece un dibattito televisivo. E la cosa straordinaria fu questa, che lo stesso dibattito veniva trasmesso alla radio, perché la maggior parte della gente aveva la radio, e fu visto alla televisione e sentito alla radio. E poi si chiesero i pareri agli ascoltatori e ai televisori, no? Cioè coloro che avevano visto. E la cosa era opposta, chi sentiva la radio preferiva Nixon e chi guardava la televisione preferiva Kennedy. Perché? Perché Nixon era un avvocato, no? Era uno che sapeva, no, discutere, tra l'altro era uno che poi lo si vide, no? Anche in seguito, di politica, soprattutto politica estera, estremamente elaborato, no? Un parlatore eccezionale, no? Tra l'altro oggi la libreria Nixon, la biblioteca Nixon ha messo in rete tutti non so, ma comunque moltissimi discorsi, interviste, sono cose interessantissime da sentire e anche magari da paragonare a quelli che sentiamo oggi, no? Quale complessità ci fosse dietro. Uno alla radio queste cose le vede, ma in televisione Nixon anzitutto era andato, non aveva la barba un po' lunga, no? Poi aveva questo cerone che gli colava, no? Perché si vede che aveva caldo, aveva messo la maglia di lana, no? Invece che la cosa. Kennedy aveva 50 denti, Nixon soltanto 30, credo, 4 li aveva persi, no? Eccetera. E quindi quelli che guardavano la televisione venivano distratti, no? E allora in televisione vinceva Nixon e alla radio vinceva. Questo è un problema. E Trump ha usato Twitter, ma anche Obama aveva già usato internet per fare la raccolta di fondi. Quindi le tecnologie vengono usate, no? E il problema è che adesso si comincerà a usare anche l'intelligenza artificiale. Facebook 2019, il grande scandalo della Cambridge Analytics. Il povero Zucker, che poi anche recentemente di nuovo dovuto andare di fronte al congresso, l'avrete visto, no? A chiedere scusa, no? Questa volta per i video che erano stati messi su Meta, no? E queste sono tutte cose che ci fanno capire che se queste cose finiscono nelle mani delle persone sbagliate, come è ovvio che facciano, e potrebbero fare dei grossi danni. L'unica speranza è che tutti le possono usare. Allora in quel caso è come quando i ciclisti, no? Cioè, uno arriva Moser che vuol fare il record dell'ora e si inventa le ruote piene, fa il record dell'ora, però il giorno dopo c'è un altro che c'ha anche lui le ruote piene, no? E quindi si continua a fare. È quello che in biologia si chiama la corsa della regina rossa, no? I virus, gli antivirus, le difese immunitarie che si inseguono, no? Cioè è una corsa infinita. Uno si chiede se poi la vita deve essere così, no? Cioè per non andare da nessuna parte, no? Semplicemente per essere sempre tutti allo stesso livello, ma così. Anche le droghe, no? Negli sport si fanno nello stesso modo. Il problema grosso è questo, la supervisione, quello che dicevo prima, fare solo quello che le cose servono. E guardate le date, quindi queste non sono cose che succederanno nel futuro, sono successe nel passato. Questo a sinistra è la cosa più tremenda che senza sapere abbiamo rischiato. Oggi si parla molto del problema del nucleare, eccetera. Nel 1983 c'era questo ingegnere in Unione Sovietica, c'era ancora un'Unione Sovietica, che è di fronte a un monitor e vede sul suo monitor un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti. Vede 5-6 testate nucleari che stanno entrando, no, sull'oceano, no, e stanno andando verso l'Unione Sovietica. Che fare? Gli hanno insegnato, dice, quando c'è un attacco nucleare, first strike, no? Cioè, dice, se ti lasci colpire sei fregato, quindi devi schiacciare il bottone.
Solo che gli avevano anche insegnato, dice, se si fa un attacco nucleare non si mandano 5 testate nucleari, ne mandi 500, perché appunto se ne mandi 5, no, quell'altro poi dopo può reagire. E lui dice, sarà un errore del computer. E la cosa interessante è che era un errore del computer, se lui avesse schiacciato sarebbe stato lui a iniziare la guerra e a fare la fine del mondo, no? E fu processato in Unione Sovietica, perché dicono giustamente tu devi seguire gli ordini, non devi prenderti le cose. L'esercito si fa così, se ognuno decide quello che deve fare quando è sul campo di battaglia, cioè, si va a finire male, no? Quindi questo è un problema. E da lì, infatti, negli anni '80 si cominciò a parlare di sicurezza dei programmi, attenzione perché questi fanno cose che noi non vorremmo fare. Questi non sono ovviamente filmati dell'epoca, no? Sono il film Star Wars, War Games, in cui nel film succede questo. A destra c'è invece quel famoso Flash Crash, che è già di 14 anni fa, del 2010. Cioè la borsa che ormai è affidata a un computer, cioè tutti giocano col computer, è inutile giocare a mano perché tanto perderesti, solo che i computer prima di tutto sono tutti uguali, seguono tutti le stesse regole e a un certo punto magari incominciano e questo qua, in quel caso particolare, iniziò una corsa al ribasso, perché uno comincia a vendere e dice allora dice, tutti cominciano a vendere e ci fu un crack di centinaia di miliardi, no, di dollari. C'è anche un film che è stato fatto su questo, no? Queste sono le cose, cioè uno si affida alle macchine, però il problema è che le macchine possono anche loro sbagliare e macchine a prova di errore non ci sono e non ci possono essere. E soprattutto la cosa peggiore di tutte, nel momento in cui arriva una macchina che non solo pensa come un uomo, ma pensa più di un uomo, meglio di lui. Che fare? Come negli scacchi, per esempio. Negli scacchi uno se ne frega, vabbè, gioca con gli uomini, dice vabbè, vado a vedere che cosa mi dice il computer sugli scacchi e pazienza se non ho giocato bene come una macchina. Ma quando effettivamente le macchine cominciassero a pensare meglio di noi e quindi uno dice ma seguiamo quello che dicono loro e non quello che diciamo noi, eccetera. E soprattutto poi il problema vero è quello che ho già detto, cosa ci stiamo a fare se alla fine fanno tutto loro meglio? E dulcis in fundo, questo è l'ultimo appunto, no? Chi le controlla queste macchine? Uno può dire, beh, ci mettiamo però noi lì, no? e facciamo noi i supervisori di quello che le macchine fanno. Questa è l'idea ovviamente che c'è sempre stata, ho messo Orwell qui, ma potevo mettere La Repubblica di Platone, dove la famosa domanda era appunto no, chi controlla i controllori, no? Big Brother is watching you, in effetti, però in questo caso è il computer che ci guarda. Questi sono 2 consigli, non per gli acquisti, ma per le letture. In televisione si fanno sempre consigli per gli acquisti, perché non si fanno i consigli per le letture? No? Sarebbe una cosa molto migliore. Qui a sinistra vedete un libro di molti anni fa di un filosofo che si chiama Dreyfus, fece Scalpore, ma il caso Dreyfus, quello vero è un altro. No? E vedete cosa i computer non possono fare. Perché noi abbiamo l'idea che i computer siano onnipotenti, adesso che poi stanno arrivando fanno meglio di noi, ma noi possiamo fare poche cose, le cose possibili ce ne sono parecchie e la maggior parte di quelle possibili noi non le possiamo fare, ma nemmeno i computer. Anche loro hanno delle limitazioni, i computer sono enormemente limitati. C'è un'intera branca della logica matematica che si chiama teoria della computazione, che studia proprio quello che i computer non possono fare. E questo è un bellissimo libro, che non mi pare sia tradotto in italiano, ma molti di voi leggeranno l'inglese, che si pone anche alcune delle domande che ho fatto prima, cioè per esempio qual è il ruolo del corpo, è possibile simulare appunto il pensiero senza intromettere anche le questioni fisiche, eccetera. L'altro invece è un libro recente di un paio d'anni fa, perlomeno è stato tradotto un paio di anni fa, si chiama Superintelligenza, ve lo consiglio, è di un filosofo anche questo, ma è uno che si interessa di queste cose, Bostrom. È un libro che racconta tutta la storia che avevo fatto, ma nei dettagli vi fa vedere quello che effettivamente è stato fatto nei sistemi esperti prima, poi nell'intelligenza artificiale in seguito. Ed è molto interessante perché perlomeno io l'ho letto, l'ho comprato perché ho visto sulla copertina, sul retro di copertina, c'erano due blurb, come si dicono, no? 2 consigli, uno di Elon Musk e l'altro di Bill Gates. E quando uno dice, vabbè, insomma, quelli sono gente che sanno, no? Le stanno facendo loro, e tutti e 2
sia Bill Gates, che viene accusato da Musk di essere quello che sta facendo i soldi appunto sulla ChatGPT e sull'intelligenza artificiale, sia lui che invece è quello che vuole farli per conto suo, no? Cioè, quindi loro sanno di che cosa si sta parlando, e tutti e due dicono: la gente crede, e questa è una cosa che può essere utile per altre discussioni, no? La gente crede che oggi i problemi del mondo siano due sostanzialmente: l'atomica, le bombe atomiche. Prima quello era un po' dormiente, ma adesso con la guerra in Ucraina è di nuovo tornato di vigore. Ci sono 12.500 testate nucleari, molto più potenti di quelle di Hiroshima e Nagasaki, metà sono in mano a Putin e metà in mano a Biden. Io non mi fiderei di nessuno dei due, no? E il problema è quello, no? Cioè, cosa succede se questi schiacciano i bottoni, no? Questo è il primo problema che noi crediamo essere grave. E il secondo problema che noi crediamo essere grave, giustamente, è la crisi climatica, no? E tutti e due, sia Musk che Gates, e soprattutto Gates, il quale è impegnato nella crisi climatica, avrete visto suoi filmati, no? Ha scritto libri al proposito, eccetera, quindi anche lì sanno che cosa fanno. Tutti e due dicono: non sono quelli i veri problemi, il vero problema è l'intelligenza artificiale. Cosa succederà di noi se in qualche modo non controlliamo la potenza di questi computer, e soprattutto non riusciamo a evitare che facciano cose che noi non vogliamo. Quindi buona lettura, grazie è l'una in punto, non so quale fosse la cosa, ma possiamo andare a mangiare. Grazie. Prego. Sì, noi... Allora, no, dobbiamo metterci qui. Non possiamo fare due cose con allo stesso... Deve mostrare anche la medaglia, sì. Perfetto. Spontaneamente. Bene, allora insieme al professor Odifreddi, sperando in un uso buono dell'intelligenza artificiale, dichiaro aperto il 212° anno accademico dell'Ateneo Veneto. Grazie.